qualche modo per riuscire ad arrivare più in là. Manca poco al traguardo, manca un ultimo sforzo, poi domani chissà, chissà. E intanto gira e va, gira, 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 e chi ci fermerà? Ci troviamo a Traversagna, dove domenica 6 giugno si correrà la 59esima edizione della Coppa Giancarlo Bonechi. In questa sera si presenta veramente questa bella manifestazione che da 59 anni non è mai stata interrotta. Si corre anche la quarta Coppa Morello Bonechi, la terza Coppa Moreno Luchi e la prima Coppa Giulio Stefanelli. Andiamo avanti con le interviste. Paolo Fornaciari, ormai ospite annuale qui alla Coppa Giancarlo Bonechi. Quest'anno siamo alla 59esima edizione, direi, questa gara che non ha mai subito interruzioni nella sua storia. Credo che questa gara sia ormai un simbolo molto bello per il comune qua di Massa e Cozzile. Sicuramente sì, sicuramente è una cosa bellissima, nonostante le difficoltà che ci sono, specialmente in questo ultimo periodo. Però sicuramente è una corsa che rimarrà sempre viva, perché è composta da dei personaggi, delle persone che fanno questa manifestazione con veramente passione e cuore, quindi qualsiasi ostacolo sicuramente verrà superato. Si ricorda da 59 anni un ragazzo che è morto in bicicletta, un ragazzo che gareggiava, quest'anno come lo scorso anno è rientrato suo fratello dalla Francia, direttamente dal paese dove parte la Parigi-Roubaix. Sì, infatti qui nella serata mi sono anche un po' emozionato quando ho sentito il nome di Compiègne. Compiègne è la partenza una delle gare più belle che ci sono a livello professionistico della Parigi-Roubaix, e quindi risentire questo nome in questa serata qui mi sono un po' ricordato quei momenti di quando ero professionista. Poi appunto queste serate qua con queste persone, tutto un clima bellissimo, che sicuramente questa corsa verrà sempre rispettata in questo modo. Sicuramente una gara che tutti gli anni purtroppo porta a ricordare degli amici che mancano. Il primo fu Morello, fratello di Giancarlo, poi è stato Moreno Luchi, quest'anno è mancato il dottore. Un altro personaggio che mancherà a questa gara. Sì, sicuramente sì. Un ricordo non posso non farlo al mio amico Franco Ballerini, che veramente era un amico. L'ultimo anno che lui ha corso eravamo appunto in camera insieme nella trasferta in Belgio, quindi è un ricordo sempre bellissimo, lo voglio ricordare sempre sorridente come era. Un unico rammarico che ho, che mi diceva sempre che, visto che ho aperto una gelateria, Forna guarda vengo, ti vengo a trovare in gelateria, vengo, sempre state quelle battute che purtroppo ora non verrà più, però io Franco me lo ricordo come un grande amico, una grande persona. Sicuramente il 6 di giugno sarai anche te alla partenza per dare il via a questa gara. Sì, tra una crema e una cioccolata sicuramente ci sarò, via, ho detto a Gerardo che i clienti aspetteranno magari qualche gusto, ma io sicuramente sarò presente qui alla partenza della corsa. Marco Mazzaccari, assessore allo sport del comune di Massa e Cozzile, si corre per la 59esima edizione della Coppa Giancarlo Bonechi. Anche te guscitano, come si suol dire, una bella gara messa in cantiere qua dagli amici di Traversagna. Sì, il solo fatto che sia la 59esima edizione già la dice lunga sulle radici che ha messo in questo comune e in questa frazione, quindi anche per l'amministrazione penso sia motivo di orgoglio il ripetersi di questa manifestazione. Purtroppo è stato, come ci ha ricordato il Presidente prima e come hai precedentemente detto l'amico Luciano Fornaciari, Paolo Fornaciari, chiedo scusa, e quest'anno sono venute a mancare anche delle persone che sono state importantissime e fondamentali per l'organizzazione della corsa. Però nonostante questo, queste radici profonde che dicevo consente e permette di andare avanti con l'impegno attuale dell'attuale Presidente. Ecco, questa è la forza tutto sommato dell'organizzazione. Mancano oramai 8 giorni a questa gara, assessore allo sport e assessore ai lavori pubblici. Qua Traversagna sarà investita da dei lavori veramente belli, 2 rotonde che verranno costruite. Per il giorno della corsa la strada sarà libera? Sì, Traversagna sarà interessata
sono già iniziati sostanzialmente i lavori con, diciamo, picchettamenti, però il lavoro vero e proprio inizierà dal 15 di giugno, sicché al momento la strada non è in grandissime condizioni, però diciamo, non ci saranno intralci e la corsa si potrà svolgere regolarmente come in tutti gli altri anni. Quindi per il prossimo anno, 60ª edizione, avremo forse anche una viabilità senz'altro migliore nella zona del traguardo, su quello è sicuro. Siamo con Francesco Di Giulio, rappresentante del Credito Cooperativo della Val di Nievole, agenzia qui di Traversagna. Una banca giovane, una banca sempre vicina al mondo dello sport, in special modo anche al ciclismo. Sì, buonasera a tutti, io porto il saluto della banca, in particolare della direzione, e devo dire che sì, la banca è molto legata al territorio locale. Infatti l'obiettivo nostro è quello di valorizzare gli eventi culturali, sportivi, soprattutto promuovere il localismo e sviluppare appunto la comunità. Questa gara è molto importante e soprattutto è molto sentita dai cittadini traversani, e quindi il fatto di essere presenti come sponsor, come partecipazione anche in senso economico, diciamo, per noi un sintomo anche di orgoglio. E l'obiettivo della banca è sempre stato quello di valorizzare l'ambiente, il localismo, le iniziative culturali, in questo caso sportive, quindi io mi auguro che in futuro questa sinergia, questa collaborazione aumenti sempre di più al fine appunto di promuovere queste iniziative nel quale la banca opera e affonda le sue radici e la sua attività. Una banca sempre in crescita, perché non molto tempo fa c'è stata un'integrazione della banca di Bientina, pertanto è una banca in sviluppo sul territorio che fa bene anche al mondo dello sport. Sì, diciamo, la nostra banca sta crescendo, ora poi con la fusione quindi aumenteranno anche il numero di filiali, aumenteranno anche le zone di competenza, quindi il nostro raggio di azione, il nostro target si svilupperà su altri territori. Questo certamente andrà a valorare altre iniziative e prenderà in considerazione anche altri aspetti, altre iniziative sportive, culturali e tutto quello che riguarda il territorio, perché la sinergia fra noi e il territorio è molto, molto forte e con questa fusione lo sarà ancora di più nei prossimi anni. Siamo con Marco Orsucci, titolare del ristorante Apogeo qui a Traversagna. Arrivati da poco tempo, però già partecipi con il gruppo sportivo Bonechi per questa gara. Sono appena l'amico Gerardo me l'ha detto, sono stato felicissimo di ospitarvi qua da me per 1000 ragioni, per l'amicizia che mi lega a Gerardo, per far conoscere il locale, per tutte le ragioni di questo tipo. Insomma. Sicuramente la tua sportività è a 360 gradi, ti occupi un po' di tutti gli sport, però anche nel ciclismo credo che tu sia abbastanza ferrato. Sono tifosissimo io, ero tifoso di Pantani, adesso lo sono, mi piace tantissimo gli italiani ad ogni modo. In questo momento io sono per Ricco, in questo momento non corre, ho fatto il tifo sfegatato per Basso e sono contentissimo, oggi mi sono veramente divertito, anzi 3 o 4 giorni mi diverto da morire col ciclismo. Sicuramente il 6 di giugno ci sarà questa gara, siamo alla 59ª edizione, l'unica gara in Toscana che non ha mai avuto un anno di sosta, credo che sia già un record anche questo. C'è un'altra gara nel circuito, nel grande circuito, mi sembra che sia la Frecciavallona, o che è l'unica che non ha subito interruzioni neanche nel tempo di guerra. Può darsi che sia. No, veramente, l'ho sentito questi giorni proprio in televisione. Ad modo, complimenti e poi chiudiamo così, ci diamo appuntamento per la 60ª. Angelo Bonechi, siamo alla 59ª edizione di questa Gran Premio Giancarlo Bonechi. Si ricorda tuo fratello? 2 anni fa è scomparso anche l'altro tuo fratello. Direi una gara che hai veramente nel cuore. Sei arrivato direttamente dalla Francia, come fai già da qualche anno, per questa gara. Sì, buonasera a tutti. Difatti sono contentissimo che il presidente Gerardo mi invita tutti gli anni a venire a partecipare a questa gara e dal momento che sono in pensione, come ho detto già gli altri anni, vengo volentieri e sono contentissimo di vedere che ci sono tantissimi amici ancora che si occupano di questa organizzazione, che difatti è un bel ricordo per me. Gerardo dice ritorni al paesello, ti ricordi del paesello? Veramente sono dei bei ricordi tuoi. Altro che se me lo ricordo, non lo dimentico mai, prima perché ci sono nato, logico, ma di ritrovare ancora con gli amici di quando si andava a scuola assieme è una bella cosa. Purtroppo se vengo è in occasione, diciamo, della perdita di mio fratello, ma è la vita,
di perdere un incidente purtroppo è stato brutto. Sicuramente quest'anno si ricorda anche un altro grande amico, Giulio Stefanelli, il nostro dottore, è mancato anche lui. Difatti, non un grande amico, era veramente come un fratello quasi, perché ci siamo conosciuti quando eravamo bambini. Sicuramente il 6 sarai presente anche te alla partenza di questa gara e vedremo una bella manifestazione. Logico, fino a che ho della salute verrò volentieri e il 6 sarò presente con tutti voi. E siamo con il presidente Giunto Gherardo, ci siamo, mancano 8 giorni, il numero degli atleti diciamo siamo quasi a posto, però insomma la gara è fatta. Sì, a questo punto penso proprio di sì. Ma si prospetta una 59esima all'altezza della situazione di come gli altri anni, perché vedo che c'è parecchio entusiasmo, le nostre conoscenze e anche aiuti dalle varie amministrazioni, dagli sponsor, dalla banca e dagli amici soprattutto, ci fanno ben sperare. Io spero che si vada bene come l'anno scorso. Certo, qui tutti gli anni si vede che nel nostro consiglio, purtroppo lo sai anche te, ci manca tanto tuo fratello, lo sai, come ci manca tanto da quest'anno anche il dottor Stefanelli, che era uno dei partecipi e organizzatori, ma non dagli ultimi anni, da sempre, fin da quando c'era qui a Traversagna anche i corridori abbinati all'allora salmificio Fratelli Doretti. Quindi comunque noi proprio nel ricordo di queste persone cercheremo sempre di portarla avanti finché possiamo nel migliore dei modi, perché questo è un sistema proprio migliore di tutti, che rinchiudersi e perché non c'è quello, perché non c'è quell'altro, di non fare più niente. Quindi penso che la situazione possa incanalarsi nel modo corretto e giusto. Sicuramente, abbiamo parlato con l'assessore, ci ha assicurato che non ci saranno problemi di viabilità per i lavori che vengono svolti qui a Traversagna. Anche lo scorso anno avevamo qualche problemino, però direi che venne fuori una bella manifestazione, a parte il tempo, però venne fuori una bellissima manifestazione. Sì, quest'anno ci sarà questo problema delle rotonde, ma sembra che venga un pochino questo pericolo scongiurato, perché dovrebbero cominciare dopo. Comunque il prossimo anno troveremo qualche rotonda in più, ma troveremo anche un asfalto e una viabilità molto più all'altezza della frazione e della corsa. Quindi l'amministrazione penso che faccia in questo arco di anno quello che la cittadinanza e tutti noi ci aspettiamo, anche perché siamo qui di Traversagna, siamo nati qui, cresciuti, e si vuol vedere che questa frazione, indipendentemente dalla ciclistica Bonechi, faccia sempre un salto di qualità. Quindi presumo che il prossimo anno l'asfalto e la viabilità saranno molto migliori di quest'anno. Sicuramente, allora appuntamento agli sportivi per il 6 di giugno alle ore 10 del mattino partirà la 59esima Coppa Giancarlo Bonechi. Sì, il 6 mattina di domenica ci sarà alle 10 la partenza della 59esima Coppa Giancarlo Bonechi. L'appuntamento è per domenica 6 giugno alle ore 10 qui a Traversagna per questa 59esima edizione della Coppa Giancarlo Bonechi. ROX, un nome breve per camminare più a lungo. ROX, un nome breve per volare sempre più in alto.